Proseguiamo quindi i lavori della mattinata con la tavola rotonda che è appunto prevista dal programma. E io sono Franca Bonin, sono membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine, ma sicuramente la maggior parte di voi mi conoscerà per il ruolo di presidente che ho assunto nell'Ordine del Veneto, ed è veramente con piacere che insomma rincontro la comunità professionale del Veneto. Allora, ho appunto il compito di coordinare i lavori di questa tavola rotonda. Vi presenterò anche i relatori, che ringrazio sentitamente per aver accettato il nostro invito. Li ringrazio per essere qua e anche per il lavoro che quotidianamente svolgono nelle loro sedi istituzionali. Il titolo della tavola rotonda è Una formazione di qualità per una professione con grandi responsabilità. Già il tema delle responsabilità sono state toccate nelle relazioni precedenti, evidenziando come siamo chiamati ad affrontare delle situazioni sia in termini di utenza, ma anche in termini di organizzazione del sistema dei servizi sempre più complesse, che richiedono una preparazione, una formazione adeguata. Ed è di questo che parleremo con i nostri relatori, nella convinzione già espressa anche dalla nostra Presidente che questo impegno di questo disegno di legge è un impegno che ci siamo assunti come Consiglio nazionale e che abbiamo tutte le intenzioni di portare a compimento. Allora, do la parola alla professoressa Anna Maria Campanini, docente presso l'Università La Bicocca di Milano, ed è qua anche in qualità di presidente dell'AIDOS. Grazie. Accendi di lato. Sì. Ok, scusate. Avevo sentito che prima funzionava anche senza il tastino. Allora, la mia presenza qui vorrebbe riportare il discorso su un piano più di tipo internazionale ed europeo, proprio perché, essendo stata per 4 anni presidente dell'Associazione Europea delle Scuole di Servizio Sociale e uno dei vicepresidenti a livello mondiale, credo che possa essere utile inquadrare il tema della formazione di qualità per una professione con grandi responsabilità anche nell'ambito di quelle che sono delle indicazioni, ovviamente non delle normative cogenti, ma delle indicazioni che ci vengono offerte dagli organismi internazionali e dagli organismi europei. E quindi è proprio sul contenuto e sulle modalità attraverso cui questi contenuti che formano alla professione di social worker dovrebbero trovare una risposta nell'interno delle nostre università che vorrei soffermarmi. Intanto sottolineo il fatto che la nuova definizione di social work che è stata approvata a gennaio di quest'anno e che verrà ratificata nel convegno di Melbourne a luglio di questo anno sottolinea e definisce il servizio sociale come una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale, lo sviluppo, la coesione, l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Ancora si continua dicendo, sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dei saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorare il benessere. Perché ho voluto partire da questo punto? Proprio perché viene definito intanto che il servizio sociale è una disciplina che nel mondo ha una sua autonomia e questo è un elemento importante perché consente attraverso appunto una teorizzazione che è una teorizzazione specifica, una teorizzazione sicuramente che si fonda anche sul contributo di altre discipline, ma che ne fa sintesi e che le orienta in relazione a quelli che sono
gli obiettivi del servizio sociale, a quella che è la mission che il servizio sociale ha nell'ambito del contesto sociale, consente quindi una formazione di tipo specifico. Proprio per garantire questa formazione specifica, ormai nel 2003 sono stati definiti dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale, dalla Federazione Internazionale dei Social Worker, degli standard di tipo globale, cioè un tentativo di costruire una serie di indicazioni che tutti i paesi del mondo dovrebbero seguire nel momento in cui impostano una formazione di servizio sociale. Ecco, io credo che questi standard dovrebbero essere profondamente conosciuti, analizzati, discussi all'interno delle organizzazioni che si propongono di definire quelli che sono i minimi di carattere anche disciplinare, perché in questi standard sono contenute le aree che qualificano il core della professione, sono contenute delle indicazioni che vanno a definire chi deve insegnare servizio sociale, sono contenuti una serie di indicazioni che riguardano anche il tirocinio professionale, come questo deve essere svolto e come deve essere rielaborato e sostenuto. E quindi ci potrebbero dare delle indicazioni molto chiare per andare a definire la formazione all'interno anche delle nostre università. A questo si aggiunge la raccomandazione del Consiglio d'Europa, che è stata emanata nel gennaio del 2001, che sottolinea la necessità che chi insegna servizio sociale provenga dalla professione. Questo non vuol dire, come appunto anche stamattina sottolineava Silvana Mordeglia, che si chiede un ope legis, si chiede che chiunque viene dalla professione possa insegnare servizio sociale, ma si chiede che vi siano dei percorsi che attraverso i criteri di selezione, la presenza di un dottorato, la presenza di pubblicazioni, però vadano a individuare del personale che sia incardinato nell'ambito del servizio sociale all'interno dell'università. Vi posso dire che io ho insegnato dal 1975 fino al 2005 all'Università di Parma, come docente a contratto naturalmente. In alcuni anni all'inizio eravamo retribuiti, per moltissimi anni il nostro compenso era di 100 euro all'anno per sostenere un corso di 60 ore, per fare esami, tesi, riunioni e quant'altro. Quindi queste collocazioni che ancora sono presenti in altre realtà, perché come associazione docenti noi raccogliamo anche colleghi che insegnano a Sassari per 1 euro all'anno come contratto formale, giusto per fare qualche esempio, rendono veramente problematica una formazione che sia significativamente accompagnata, come si diceva prima, da una preparazione rispetto ai contenuti e da una qualità di ricerca. Teniamo presente che grazie all'istituzione dei dottorati di ricerca al momento noi abbiamo sul mercato, tra virgolette, una cinquantina di dottori di ricerca con esperienza spesso di docenza e con anche pubblicazioni, che non hanno però trovato nessun tipo di possibilità di incardinamento nell'ambito delle università. Certo, il momento è difficile, ci sono dei vincoli di carattere economico, ci sono dei vincoli anche di carattere legislativo che riguardano soprattutto il discorso del reclutamento. E qui anche è inevitabile che all'interno della sociologia generale vi siano tante diverse specificazioni, no? Che possono riguardare delle aree di intervento, e il servizio sociale è entrato all'interno di questa dimensione, che però non è rappresentativa di quelle che sono le specificità della professione e della teorizzazione sulla professione. E quindi è chiaro che sarebbe auspicabile, così come è stato fatto per esempio per gli infermieri, poter avere dei percorsi
anche inizialmente realizzati in maniera, come dire, con delle norme che prevedano una fase temporanea, però che consentano di incardinare persone che hanno una specifica competenza di servizio sociale per insegnare quelle discipline professionalizzanti, ma che sono discipline scientifiche e che hanno bisogno appunto sia di teoria che di esperienza concreta, che caratterizzano il servizio sociale. Perché il servizio sociale è sì disciplina di sintesi, ma questo non vuol dire che la disciplina di servizio sociale deve avere, così come purtroppo è previsto oggi dalla normativa, un minimo garantito di 15 crediti su 180, di 18 di tirocinio su 180. Quando io spiegavo ai colleghi stranieri quella che era la nostra condizione, mi guardavano straniti e mi dicevano: ma come pensate di poter formare degli assistenti sociali con questo tipo di percorso? E io dicevo: cerchiamo di fare del nostro meglio, pur con questi vincoli di carattere estremamente cogente. Un ultimo punto che mi sembra importante sottolineare riguarda la tematica attivata dal processo di Bologna proprio sul tema delle competenze. Definire quelle che sono, a fronte delle attività che il servizio sociale deve svolgere, le competenze da formare e poi da qui trovare il modo di costruire percorsi modularizzati, come è previsto dal progetto Tuning, che è questo progetto che dovrebbe cercare di sviluppare un'armonizzazione tra i diversi percorsi a livello europeo, è un altro elemento fondante, cioè non partire da quelle che sono le disponibilità che ciascuna università può mettere in campo rispetto ai docenti delle diverse aree disciplinari per costruire un progetto, e questo purtroppo è un dato di realtà, perché ci sono dei minimi, perché ci sono delle normative che stringono in questa direzione, ma che non rendono poi ragione ad un percorso che possa essere realmente un percorso di qualità e che formi le competenze. Abbiamo sentito le diverse aree di competenza che appartengono alla professione. Sono aree di competenza che necessitano di un tempo per la preparazione, ma necessitano anche di metodologie didattiche particolari, che siano di tipo attivo, che consentano il coinvolgimento degli studenti in un percorso di riflessività e di apprendimento, che non sia solo un indottrinamento, un sapere a memoria le cose che il docente ha presentato durante il corso, ma una rielaborazione dei contenuti che possa servire poi come base per impostare delle attività, perché altrimenti l'attività diventa in qualche modo qualcosa di staccata dalla cornice teorica, non viene più riletta e non dà senso, non ha senso in funzione di quelle che sono delle dimensioni teoriche che sono estremamente importanti e che davvero vedono la contribuzione di diverse discipline, sicuramente la sociologia, ma la psicologia, la pedagogia, il diritto, l'economia politica, l'antropologia, sono tante, ma devono essere integrate e finalizzate. Non si può continuare a procedere con una formazione a carne d'organo in cui, ripeto, la disponibilità dei docenti rispetto a quelle che sono le caratteristiche del dipartimento al cui interno è inserito il corso la fanno da padrone invece senza tener conto sufficientemente di quelle che sono le competenze da formare. Ecco, è un po' questa la mia preoccupazione, ecco, la preoccupazione che all'interno di queste normative, di questo decreto legge che è stato presentato, si possano in qualche modo trovare delle risposte a questi che sono dei nodi profondi, dei nodi significativi, che vanno ben al di là del numero di anni, no? Perché
la qualità, quello che c'è dentro a questo numero di anni può fare la differenza e non è solamente l'ottenere i 5 anni. Personalmente, se noi otteniamo i 5 anni e le cose rimangono così come sono, non credo che possiamo avere nessun miglioramento della qualità della formazione. Grazie. Grazie alla professoressa Campanini, che ha riportato 2 temi fondamentali, che sono appunto quelli della qualità e delle competenze, ma è chiaro che su questo dovremo lavorare e l'Aidos insomma ci sta dando una grossa mano rispetto a questo. Io seguo l'ordine che abbiamo previsto, siamo in attesa del collegamento con il professor Castagnaro che è appena dopo. Ok, allora do la parola al professor Luigi Gui, presidente dei corsi di laurea di Trieste. Sì, bene. Grazie a voi, intanto sono molto contento di trovarmi qui per ragioni anche, come dire, autobiografiche, visto che sono padovano, ma di fatto comunque il mio impegno prevalente è proprio sul terreno triestino, insomma, all'Università di Trieste, dove abbiamo una gloriosa storia. Tanti di voi anche sono venuti ad assaggiare, diciamo, la formazione, per quanto convulsa, di fine anni 90, primi anni 2000, in cui si è lanciata questa provocazione sperimentale del servizio sociale quadriennale all'epoca, vecchio ordinamento. E chi di voi ha vissuto quella breve ma strana esperienza avrà toccato con mano un problema che per noi è stato pesantissimo: la differenza tra l'etichetta e il contenuto. Allora, era assolutamente importante che vi fosse una nuova etichetta, non lo dico per svilirlo, cioè un titolo formale che avesse la qualificazione di tutti i professionisti, laureato quadriennale all'epoca. Però chi di voi è venuto a vivere quella impresa forse si sarà accorto che all'interno di quell'anno non si poteva vantare il contenuto ecco, di un sviluppo culturale, personale, professionale adeguato. È stato un elemento importante, lo richiamo solo perché come tappa storica ha segnato la grande tensione di un'intera comunità professionale ad avere uno sviluppo scientifico, culturale e anche istituzionale all'altezza di tutte le professioni che si gestivano nei servizi. Però ci mette in guardia che il problema non è solo e tanto l'etichetta, così come il problema non è solo e tanto la durata. Ecco, partire a discutere sulla durata, a mio avviso, ci porta fuori strada. Il problema non è il numero degli anni, ma l'impostazione formativa. E alcuni cenni molto importanti li ha già avanzati Anna Maria Campanini. Io tocco brevissimamente alcune questioni, sapendo che faremo 2 giri, ecco, no? Come tavola rotonda. 5 minuti. Allora, la prima questione è che nel nostro paese la tradizione formativa accademica è sempre stata prevalentemente deduttiva, cioè fornisco agli studenti le conoscenze generali, le teorie generali di riferimento, in modo tale che poi, forti di questa grande capacità, un giorno applicheranno. Quindi il momento, diciamo, dell'applicazione è rinviato alla tappa successiva. Quindi grandi teste ma con le braccia corte, come dire, no? Quindi studenti che studiano e poi un domani sapranno fare. Ecco, l'approccio formativo del servizio sociale che ha adottato fin da subito, forse, ma in maniera crescente dagli anni 50, un approccio forse molto più pragmatico, forse di derivazione statunitense in buona parte, invece ha avuto immediatamente la preoccupazione di una formazione facendo, di una formazione contestualizzata, di una formazione che è di competenza a molte dimensioni e non solo di conoscenza.
Attenzione, perché questa questione non è una questione da poco. Il problema non è quanti crediti in più o in meno facciamo di tirocinio, quanti crediti in più o in meno facciamo della disciplina di servizio sociale invece che della sociologia generale o invece che del diritto, ma è dell'approccio formativo. Un approccio formativo che richiede, come è stato accennato, l'acquisizione di competenza sul piano relazionale, che vuol dire mettere in gioco la propria persona come strumento di lavoro. Non è una questione di libri. Certo, la teoria di riferimento serve ad avere consapevolezza e quindi controllo critico su ciò che accade in me e nella relazione con l'altro, ma la competenza ha bisogno che questo approccio critico si giochi nell'esperienza formando una capacità, così come mette in campo dimensioni emotive, psicologiche, che stanno dentro il turbinio delle relazioni e che vanno giocate, così come dimensioni per certi versi anche plastiche, nel senso materiale, oggettivo degli elementi. Il chirurgo deve saper gestire lo strumento del bisturi, non è solo un problema di anatomia. Ecco, allora questi elementi non sono elementi secondari e quando il servizio sociale è transitato in maniera importante dentro l'università italiana, una parte di questa prospettiva si è atrofizzata. Lo spazio in termini di tempo, così come di investimento, di approccio formativo, si è fortemente ridotta a favore invece appunto delle discipline che avevano un corpus teorico da trasmettere molto importante, ma forse non così equilibrato poi nella coniugazione prassi-teoria-prassi di un apprendimento continuo e contestualizzato. Allora io credo che se noi adesso andiamo a ragionare su una riarticolazione della formazione, il problema non è solo la mera somma degli anni o la scansione più o meno intelligente del 3 più 2 o 5 o 4. Certo, ci sta dentro anche questa questione, ma è una questione di appunto formazione ad un esercizio professionale con riferimento ad una disciplina. Dico questo allora però aggiungendo un'ultimissima, poi andiamo su attenzione. Siamo comunque all'interno di un sistema formativo che ha delle regole. Vi sono delle regole di codifica delle discipline, i settori disciplinari, vi sono delle regole di cooptazione dei docenti. Io ho sempre visto con una certa ostilità le operazioni che nel nostro paese si chiamano ope legis, per cui si fanno transitare per legge piuttosto che per competenza o per merito le funzioni. È un inganno in questo senso, ma vanno costruiti dei congegni che consentano che all'interno di regole che attestino la competenza vi sia però una presenza agibile. Allora mi pare che per troppi anni vi sia stato un iato fra queste due cose: o stiamo fermi alle regole che non consentono lo sviluppo di una prospettiva, o invece disattendiamo le regole, altrettanto errato, e approssimativamente in qualche modo imbarchiamo le persone solamente perché si trovano in un certo frangente storico o professionale. Allora io credo che il problema è congegnare, ecco, un meccanismo che sia virtuoso, che faccia proprio anche il filtro selettivo dell'accademia in termini scientifici. È una bella provocazione il fatto che tanti assistenti sociali abbiano dovuto fare il dottorato di ricerca, e per taluni è stata una sofferenza non poterlo fare o vedere che la propria magari contratto di insegnamento andava a cadere perché negli ultimi 5 anni non vi erano pubblicazioni, e tuttavia questo però produce uno stimolo forte allo sviluppo. Allora io credo che forse dovremmo cominciare, ecco, ad avvicinare universi che diventino reciprocamente virtuosi. Grazie. Grazie, e proseguiamo insomma nel avvicinare gli universi. Do la parola al professor Andrea Maccarini, che è presidente dei 2 corsi di laurea di servizio sociale qui all'Università di Padova. Grazie. Buongiorno a tutti. Anch'io sono molto contento di essere qui per varie ragioni. Adesso vediamo nei primi 5 minuti dirò alcune cose, dopo vorrei reagire anche a varie delle cose che ho sentito e cercherò di tenere insieme, se ci riesco, come ci riesco, alcune questioni più
concettuali, se vogliamo, su cui per esempio si soffermava l'amico Gui un attimo fa, e anche però, se possibile, siccome chi mi conosce sa che amo essere piuttosto concreto, se ce la faccio, anche entrare però nel merito di alcuni punti del disegno di legge, perché credo che sia giusto anche, come dire, reagire a quelle e dare delle indicazioni, no? Non necessariamente negative, anche negative e positive, insomma. In linea generale, ecco, l'incontro di oggi intanto è molto importante, credo, perché l'hanno detto in molti, ma vorrei tornarci sopra, cioè nei momenti di crisi del paese, di crisi sotto vari aspetti che è inutile ricordare, il rischio della chiusura, cioè dell'essere autoreferenziali o del diventarlo, di creare enclave, di chiudersi in una gestione delle proprie risorse, è un rischio che c'è e c'è per tutti. Ecco perché invece riflessivamente tutto quello che è stato detto e di cui sono fortemente convinto rispetto alla costruzione delle politiche sociali, no? È stato detto una costruzione partecipata, come sarebbe meglio, eccetera, riflessivamente si applica anche ai percorsi come quelli di un disegno di legge. Ecco perché dico, è un'occasione molto, molto importante per costruire un percorso partecipato e costruire anche la fiducia, diciamo, tra gli stakeholder che partecipano a questo processo. Un'altra premessa che volevo fare è che nelle cose che dirò, e quando mi sono letto il disegno di legge nelle sue due formulazioni comunque identiche praticamente, è che dobbiamo parlarne oggi con molto realismo e molta speranza, cioè nel senso che le due cose non sono necessariamente contrapposte, ma cercherò di ispirarmi a entrambi questi principi. Credo, moltissime delle cose che ha detto Gigi Gui mi trovano completamente d'accordo. Il punto chiave, diciamo l'architrave di quello che vorrei sottolineare è qual è l'ottica fondamentale in cui è bene porsi per una formazione di qualità. Ovviamente si potrebbe fare un elenco di standard, per esempio, e giustamente c'è il discorso anche degli attori internazionali che devono indicare degli standard che poi vanno rielaborati, metabolizzati, introdotti in percorsi più specifici. Ma credo ci siano due principi generali. Uno è la forte interdisciplinarità. Il secondo è, diciamo, una forte compenetrazione tra i processi formativi in senso più strettamente accademico e l'esperienza professionale. Compenetrazione, ecco perché dicevo, sono d'accordissimo, Gigi, con quello che dicevi un attimo fa, no? Allora, questa deve essere un po', credo, la stella polare di tutte le nostre operazioni formative. Ovviamente resisto alla tentazione, cioè non vengo a fare lo spot, quindi non vi dico cosa facciamo a Padova, cosa non facciamo a Padova, lasciamo stare. Però sicuramente anche nel disegno di legge credo che questa dovrebbe essere l'ispirazione centrale. Vado su alcuni punti più specifici, magari li svolgiamo poi con calma, ma li indico in modo abbastanza rapido. Uno, interdisciplinarità. Credo che effettivamente andremo avanti, due osservazioni. La prima, o andremo avanti assieme o non andremo avanti faccio un esempio, quello dei dottorati. Non so se tutti ne siamo informati, ma i dottorati di ricerca in Italia quest'anno partono con una regolamentazione nuova. C'è l'accreditamento, ci sono nuove regole. Allora, scusate la citazione erudita, ma in un vecchio film si diceva ne resterà solo uno. Forse non ne resterà solo uno di dottorato in Italia, però non ne resteranno tanti, perché le risorse sono poche e le regole per l'accreditamento sono durissime. Quello che voglio dire allora è, attenzione, se i vari stakeholder si mettono assieme, mettendo assieme risorse di vario genere, non solo economiche, allora, e anche se c'è, come dire, fiducia e collaborazione, potremo avere dottorati che hanno, per esempio, indirizzi specifici, uno dei quali potrà e dovrà essere servizio sociale. Se insisteremo tutti a dire voglio fare un dottorato iperspecifico che è su questo,
sulla sociologia della educazione primaria, nella fascia, oppure sul servizio sociale, o noi ci ritroveremo tra pochi anni, questo è un aspetto di dura realtà, senza dottorati. Punto. Ecco perché dico è fondamentale l'ottica della partnership. Altri 2 punti specifici, poi mi fermo. Non so anch'io, ecco, il professor Gui diceva un attimo fa la questione degli anni, prima qualcun altro sottolineava il quinquennio oppure comunque un collegamento tra i due. Su questo io non ho, per così dire, remore in linea di principio, e in tempi non sospetti fui d'accordo con un percorso quinquennale. Quindi non ho cambiato idea in linea di principio, credo che dovremmo essere duramente realisti anche su questo, cioè prendo atto intanto, la Presidente Mordeglia diceva prima lasciamo perdere il discorso dei 6 anni, non è vero, c'è già una... Benissimo, ne prendo atto e mi fa molto piacere perché questo era uno dei punti delle mie perplessità, che comunque nel testo c'è scritto, come diceva anche il senatore prima. Quindi io leggo il testo, diciamo, no? Poi, diciamo, allora, prevedere un percorso così lungo, di per sé, la mia viva speranza è che non faccia calare la domanda da parte dei futuri studenti. Dico una speranza nel senso, non ho nessuna remora in linea di principio. Se devo dirvi come portatore di interessi accademico, dal nostro punto di vista sarebbe anche una enorme semplificazione sul piano organizzativo. Quindi se mi chiedete egocentricamente che cosa ho in contrario al ciclo unico, la risposta è niente. Il punto è, e su questo dovremmo credo riflettere bene, stiamo molto attenti a non chiudere corsi di laurea poi però. Perché se si fa così, il giorno dopo tutti i professori delle varie discipline, come diceva Gigi, no? Ci sono le discipline, andranno avanti a insegnare le loro discipline, cioè l'impatto su di loro sarà minimo, l'impatto sulla professione invece sarà forte. E questo credo sia un elemento da tenere presente. Un ultimo punto, poi passo la mano, e questo non è un punto, come dire, critico, ma invece qualcosa che a mio avviso sarebbe bene aggiungere al disegno di legge. Prima si parlava, la Presidente Mordeglia in un suo passaggio parlava del tenere in piedi i tirocini. Un minuto, sì, ma ci sto, non c'è problema. Del tenere in piedi i tirocini, cosa che spesso è garantita appunto da assistenti sociali. Credo si riferisse non tanto ai supervisori esterni, cioè negli enti, quanto a proprio chi all'interno dei corsi di laurea, noi le chiamiamo tutor, anche qui ci sono poi le terminologie differenti. Comunque, chi all'interno dei corsi di laurea da professionista però collabora alla formazione specifica rispetto al tirocinio. Rispetto a questo, siccome c'è una questione di cornice, la lascio per il mio secondo passaggio, di cornici anche legislative, di classi delle lauree, di regolamenti di ateneo, di tutta una serie di cose, aiuterebbe molto, credo, se nel disegno di legge fosse specificato che queste figure, per esempio di tutor di tirocinio, che siano assistenti sociali, che possano essere diciamo così prese in convenzione per esempio con i CROAS eccetera, fossero di per sé previste, perché questo aiuterebbe molto gli atenei e chi come presidenti di corsi laurea fa fatica dentro gli atenei qualche volta a trovare il modo di contrattualizzarle anche in presenza di risorse. Un accenno, questo appunto nel disegno di legge forse per molti atenei sarebbe importante. Grazie. Grazie, anche per come dire, le proposte insomma, per armonizzare meglio il nostro disegno di legge. Do la parola al professor Mauro Oniero, presidente corso di laurea, Università di Verona. Buongiorno, copio i ringraziamenti da chi mi ha preceduto, sono gli stessi. Approvo anche le linee strategiche di cui loro hanno parlato, però io vorrei parlare di alcune cose pratiche e queste cose pratiche le ho messe insieme parlando con sostenitori e detrattori della laurea quinquennale a ciclo unico. L'alternativa è il 3+2, da dove sottolineo che è 3+2, non 3. Ok?
ho trovato delle persone che mi hanno suggerito quali possono essere i vantaggi del ciclo unico, ma anche quali possono essere i svantaggi del ciclo unico. E in particolare, va bene, io vorrei mettere un po' in luce quali sono i problemi che ci aspettano nel fare questo salto, perché è un vero e proprio salto. Ok? Allora, la prima questione che io uso per fare la valutazione di un corso di laurea è l'occupabilità dei suoi laureati. Io non so quando l'Anvur smetterà di chiederci delle cose strane. C'è l'Anvur qua che ci ascolta? Allora, qua. Allora posso parlare? Quando smetterà di chiederci delle strane cose per valutare i nostri corsi, ma prima o poi bisognerà che ci valutino sulla base del numero di occupati dei nostri laureati. No, possiamo andare avanti creando dei corsi, va bene, autoreferenziali sul piano accademico, che possono portare anche dei fondi alle università, ma che poi ci mettono di fronte a questi tipi di problemi. Allora, è uscito un paio di mesi fa il rapporto di Alma Laurea che dice quali sono gli occupati delle università italiane. Ecco, l'università che ha l'occupabilità più alta è l'Università di Verona. Il 61% dei laureati dell'Università di Verona, di tutta l'università, non solo il servizio sociale, va bene, trova lavoro entro il primo anno di laurea. Il servizio sociale è sempre stato molto più avanti di così, perché in media nelle nostre lauree, un anno dalla laurea, avevamo all'incirca il 70% di laureati occupati. Anche Scienze dell'Educazione ha il 70% di laureati occupati, però più del 50% di loro fa lo stesso lavoro che faceva prima di iscriversi all'università, mentre i nostri, va bene, nel periodo universitario non potevano che fare che non potevano che fare la frequenza. Ecco, adesso in questi anni è calata un pochino l'occupabilità dei nostri corsi. Ecco, siamo all'incirca fra i 65 e i 70. La crisi ha cominciato a mordere, va bene, e ovviamente sottrae qualche cosa anche ai nostri lavori, ma per una famiglia è ancora un buon investimento quello di mantenere un figlio ad una laurea con frequenza obbligatoria che dia questi livelli di occupabilità. Ok. Allora, tra parentesi, lancio qui un'idea: a ottobre dobbiamo fare un convegno, non vi spiego perché un convegno sul mercato del lavoro dell'assistente sociale, in cui affronteremo tutte queste questioni della libera professione, eccetera, ma anche di cose che non ci sono, che non saltano fuori, tipo welfare aziendale, va bene, tipo ad esempio le fondazioni bancarie e fondazioni assicurative che stanno creando dei posti particolari che sono molto adatti per l'assistenza sociale. Chiusa la parentesi, va bene, io spero col sostegno dell'ordine e anche con la partecipazione degli altri atenei, bene, ma il problema che io mi pongo prima di tutto è questo: il quinquennio ci aiuterà a mantenere questi margini di occupabilità? Perché i margini di occupabilità sono quelli del triennio, sono quelli della laurea triennale. Questo è il primo interrogativo, va bene, che pongo. E se siamo sicuri di questo, va bene, allora andiamo pure verso la laurea al ciclo unico, va bene, non c'è nessun problema. Ecco, ma io ho la sensazione, nonostante ci sia una domanda di una formazione, di un livello formativo più elevato, che questo rimanga la nostra base, che questo continui a rimanere la nostra flora batterica, insomma, vitale, e che rinunciare a questa, va bene, sia un pericolo e sicuramente un salto un po' nel vuoto, ma non so quanto nel vuoto. Seconda questione riguarda lo studio progredito, diciamo. Noi adesso viviamo una condizione molto particolare, che è quella di vedere che cosa succede quando questi 5 anni sono diluiti in 2 pezzettini, perché possiamo vedere che cosa hanno in testa quelli che devono decidere se fare il secondo pezzettino, cioè la laurea magistrale. E questo lo possiamo vedere piuttosto bene. Allora, quali sono i motivi che danno gli studenti per l'iscrizione alla laurea magistrale? Allora, motivi sul mercato del lavoro pochi.
pochi, non li aiuta a trovare lavoro, sono ancora convinti che il lavoro si trovi col triennio e non con la laurea magistrale, però accolgono il problema di una maggior complessità che c'è nei posti dove si andrà a lavorare e che potranno affrontare con una maggior cultura. Allora, quello che si sente dire dagli studenti è: io mi iscrivo alla magistrale per avere un maggior approfondimento culturale, mi iscrivo alla laurea magistrale per una maggiore specializzazione. Ci sono alcuni di noi, alcuni dei nostri atenei che propongono delle lauree tematiche, va bene, e quindi propongono in un certo qual modo un tipo di specifica preparazione. Altri si iscrivono per una capitalizzazione del proprio studio, del proprio livello di studio, per esempio, non so, si sentono queste aree del quinquennio, eccetera, non si sa mai che poi venga fuori che bisogna avere i 5 anni per forza, eccetera, eccetera. E quindi faccio questo investimento. Ecco, alcuni stanno pensando ai posti manageriali, ma li stanno aspettando da tanto tempo, perché noi non ne vediamo nei concorsi che diamo in giro. Allora, poi ci sono... Poi ci sono i professionisti in attività, e i professionisti in attività abbiamo avuto, diciamo, una serie di iscrizioni alla magistrale quando è venuta fuori, perché c'erano i professionisti che non avevano colto le varie opportunità, tipo quella di Trieste, va bene, di un avanzamento anche di livello di studio, va bene, ma adesso stiamo anche accogliendo, trovandoci ad avere delle iscrizioni alla magistrale di assistenti sociali in attività che hanno il triennio, va bene, degli ultimi ordinamenti. Quindi è gente che ha scelto di andare a lavorare e che andando a lavorare ha scoperto che era meglio. Ecco, questi ritorni dalla professione sono quelli che ci fanno più felici, perché sono... Questo non per denigrare i nostri studenti tradizionali, quelli studenti, va bene, ma qui abbiamo un'area che entra, va bene, che è quella dell'esperienza pratica fatta anche sulla propria pelle. Ecco, poi ci sono gli opportunisti. Ecco, gli opportunisti sono quelli che diceva la Mordelia prima, si iscrivono alla magistrale perché con 2 anni, avendo un'altra laurea poco spendibile, diciamo, ecco, si iscrivono e con 2 anni loro riescono a entrare nell'albo A, che poi gli consente di fare dei concorsi, va bene, che sono invece stati, che prevedono la necessità, ma non sanno fare quelle cose che viene richiesto, va bene, dall'albo B. Ecco, e questo è un problema anche che suggerirei, va bene, perché ho visto sparire questa questione, per esempio, va bene, dagli esami di Stato. Gli esami di Stato del triennio oggi prevedono un lavoro sul caso, no? Un'interpretazione del caso. Se guardate nella legge c'è un lavoro sul caso, ma non è un lavoro sul caso complesso della famiglia, della persona, eccetera. È un lavoro sul caso complesso dal punto di vista organizzativo, complesso per le politiche sociali, complesso per le persone. Guardate, va bene, nell'articolo che riguarda gli esami di Stato. Ecco, l'ultimo punto, bene, riguarda la questione del managerialismo, va bene, e professionalismo. Ecco, questa è una cosa che mi è stata sottolineata da alcuni colleghi, va bene, che insegnano in lauree di tipo quinquennale ciclo continuo, e cioè l'avviso che loro pongono è questo: guardate che noi oggi siamo abituati con le lauree magistrali a ragionare in termini di questa flessibilità, che non è solo flessibilità per gli studenti, ma è anche flessibilità per il mercato del lavoro, per chi chiede, va bene, di avere dei nostri laureati. La laurea di tipo quinquennale è una laurea che finisce per essere molto generalista. Tutte le lauree hanno avuto questo esito, la giurisprudenza, eccetera, hanno questa impostazione generalista, e questo rende più difficile riuscire a seguire quelle che sono le domande del nostro mercato. Non c'è solo il grande comune che ha bisogno di managerialità e ha bisogno di assistenti sociali anche con competenze di tipo manageriale, ci sono anche piccoli comuni. Va bene, dove ci sono questi casi, sì, c'è anche il segretariato sociale, ma ci sono anche delle complessità di casi che affiorano, e c'è il privato sociale. Allora, Mordelia, tu quando dicevi prima, ma sono andato a vedere, ho visto che c'è esigenza anche nel privato sociale. Sì, d'accordo, ma hai chiesto loro quanto li pagano? Posto? Finito? Sì. Grazie professor Niero.
per avere posto delle questioni importanti. Mi hanno comunicato che il professor Castagnaro è in linea e ci sta ascoltando. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie professore. Io direi di proseguire con l'intervento della professoressa Padoan e dopo do la parola a lei se è d'accordo. Certo, grazie. Bene. Allora, spazio, visto che doveva parlare per primo. Prego, grazie all'ordine regionale, nazionale, al senatore che è qui presente e a tutti i partecipanti, che non sono solo partecipanti, perché fanno parte proprio di questo sistema. Credo che abbiano detto quasi tutto o tutto. Io parto da alcune note che potrebbero essere critiche, ma sono più che altro problematiche di domanda. Allora, la prima che mi viene in mente è la questione di un nuovo disegno di legge che riguarda non solo il servizio sociale, ma riguarda una parte del sociale che assieme ad altre figure si occupa della persona fondamentalmente, e quindi una legge va contestualizzata assieme alle altre professionalità che si occupano della persona, e quindi psicologi, medici, altre figure, le nuove figure di mediazione sociale, mediazione giuridica, e anche i cosiddetti familiari, come si dice, le attività familiari, le azioni familiari, che possono essere quelle dell'educazione o di altre forme di intervento. E quindi posizionare bene una legge non è così semplice. Ho visto il lavoro, ho visto anche le doppie posizioni di legge, adesso queste prospettive di modificazione, di ricambio. È importante molto pensare in questo senso, perché il sociale è diventato un campo talmente allargato che non vorrei che noi ragionassimo ancora con i modelli della modernità, quindi a scatola chiusa. Questo riguarda tutte le professioni. Io poi mi trovo ad essere anche, come si dice, dentro in una complessità di esperienze, di titoli, di professioni che riguardano tutte queste aree, per cui, come si dice, mi trovo anch'io un imbarazzo a dover ragionare, per esempio, sia nella professione psicologica, io faccio parte anche dell'albo di psicologi, che in quella pedagogica, che in quella di altre aree, a ragionare in termini chiusi. La storia di queste professioni, che io ho visto costruirsi nel tempo, è una storia in cui si è cercato di fare esattamente quello che state facendo voi, e io di questo sono convinta. L'assistente sociale deve fare il percorso dell'assistente sociale, deve avere una propria autonomia, deve avere una propria storia, deve avere un percorso ad hoc di competenze specifiche, esclusive starei molto attento perché va a intaccare altri ambiti, io preferirei specifiche di orientamento, ma come si dice, queste competenze devono essere esattamente dentro una cornice che risponde ai bisogni della società attuale e del sociale attuale, anche della società, non solo del sociale, che comprende molti ambiti, tra cui il lavoro, la cittadinanza sociale, come avete detto voi, i casi complessi, l'interculturalità, comprende una vastità enorme che ritagliare, come si dice, un nuovo percorso di laurea richiede, come si dice, un lavoro di cesellatura per una professione come la vostra, che è una professione a rischio così difficile, che chiede effettivamente non solo, come si dice, un percorso formativo di qualità, un percorso formativo esplicito, ma in raccordo con gli altri percorsi formativi, e nello stesso tempo un percorso che tutela anche il rischio, visto che voi lavorate in maniera anche tosta, con, come si dice, un disagio che sta emergendo. E quindi direi che questa, la preoccupazione della managerialità e della dirigenza, per me è secondaria, ma non per il servizio sociale, per tutte le professioni di tipo umanistico e sociale, per il semplice fatto che anche la nuova legge sul management e sulla direzione sta completamente cambiando. Noi non avremo più, come si dice, dirigenti di settore, ma avremo dirigenti che provengono soprattutto dalle professioni amministrative, giuridiche, manageriali, da altre professioni di specializzazione a cui è possibile accedere con percorsi superiori, scuole di specializzazione, master, cose varie, e quindi non fanno più parte
parte di quello che è stata per molto tempo nella modernità la storia, tipo non so, hai una laurea in pedagogia, diventi dirigente delle scuole, hai una laurea in psicologia, diventi dirigente, sta veramente cambiando il tempo e quindi una legge deve essere veramente una legge per il futuro, quindi attenzione anche a leggere queste norme per non trovarsi poi spiazzati in un secondo momento. Non si diventa quindi dirigenti lavorando su una specificità, io faccio un master sulla famiglia in questo momento, dico della famiglia, ma si diventa dirigenti affrontando dei percorsi formativi che sono molto più ampi e molto più legati, come si dice, a un bene istituzionale, a una tutela del diritto, a un percorso formativo che è più di tipo flessibile e allargato, non si parla più di competenze, si parla di capability e quindi è necessario secondo me avere un grande pensiero su questo. Vengo al dunque perché la domanda che mi pongo io sui 5 anni, ho parlato anche a lungo con Anna Maria, ci consultiamo con i miei colleghi, il discorso di 5 anni mi preoccupa perché si avvicina molto di più al discorso della sanità, date le condizioni che oggi di convivenza che oggi ci sono fra la sanità e il sociale. Voi sapete molto bene che in questo periodo la sanità sta mangiando tutti i soldi del sociale e quindi se volete entrare nel comparto della sanità mi preoccupa un po', vuol dire togliere l'originalità del percorso del sociale, di questo servizio sociale. Allora, per mantenere l'originalità del percorso bisogna fare molta attenzione prima ad avere, come si dice, una direttiva, degli orientamenti che sono specifici della realtà sociale allargata oggi, che come ho detto comprende tutto quello che ho detto prima. 2, che questa realtà però, attenzione, ha una base di intervento molto meno tecnica della precedente, degli anni, di quando è nato il servizio, non del quando è nato, del periodo anni 80, voi ricordate, vero, la riduzione del danno, i SERT, tutta questa gente qua. Come si dice, ha un altro tipo di direi profilo quasi di intervento, molto più legato, come sia a casi giustamente come avete voi di prevenzione, ma anche di agency immediata sul sociale e quindi una formazione di 5 anni mi preoccupa per quei casi dove andranno a lavorare soprattutto ragazzi alle prime armi, perché moltissimi non riusciranno a fare i 5 anni. Chi si occuperà di tutto quel disagio sociale allargato che sta nascendo nel nostro territorio e anche nel territorio internazionale? Ritorneremo a quei corsetti di 6 mesi, 300 ore, 500 ore fatti dalle varie agenzie, dalle regioni e i comuni per mandare sul territorio tutte quelle figure tra la strada, tra l'assistenza domiciliare, eccetera, eccetera. Quindi questa è una grande preoccupazione di cui il servizio sociale deve veramente mettere in campo quando pensa, come si dice, a un percorso del quinquennio. Secondo, il percorso del quinquennio è di pochissimi. Chi è che fa il quinquennio? La medicina? Vabbè, il restauro. Voi avete citato la scuola dell'obbligo. Gli psicologi non fanno, sono una psicologa anch'io, lo so cosa ho fatto. La scuola, come si dice, la scuola primaria. Però sono veramente dei comportamenti, delle direzioni epistemologiche completamente diverse. Quindi no, la giurisprudenza fra 3+2 e più duri di giurisprudenza, ricordatevelo, sono. Voglio dire, si fa anche 3+2 a Treviso, ci sono dei percorsi che fanno 3+2, sì, a Treviso ci sono, perché ci sono diverse lauree triennali che portano alla giurisprudenza. Sì, magari. Sì. L'ultimo dato è questo. Molti studenti, se voi leggete le prospettive e comunque ciò che vogliono gli studenti fanno volentieri il triennio e pensano che con un triennio adeguato si possa diventare assistenti sociali. Anch'io ho dei dubbi con voi che con un triennio adeguato si possa diventare assistente sociale tout court nel problema di oggi, nella problematica di oggi. Però è anche vero che molti di loro non si iscrivono subito alla specialistica, aspettano di iscriversi a specialistica e molti che si iscrivono tardi alla specialistica sono persone che
non è detto vogliano restare a fare solo servizio sociale, ma vogliono aprirsi ad altre professionalità e quindi più aperta. E quindi è importante configurare, come si dice, non tanto un percorso chiuso, ma un percorso che ha una sua professionalità chiusa e quindi pretendere che ci siano gli esami corretti e gli insegnamenti fatti da chi ha esperienza del territorio. Beh, noi a Venezia credo che su questo abbiamo fatto una grande strada e credo che gli assistenti sociali che lavorano con noi sanno cosa stiamo portando avanti. Però è anche vero che molte figure, come si dice, dato il cambiamento sociale, come si dice, ci sarà anche molta riduzione di alcuni ambiti di lavoro per favorire altri ambiti di lavoro. Okay. Ecco perché è importante sia avere un ciclo, se volete, unico 3+2, ma anche che il secondo sia aperto ad altre possibilità per agganciarsi con altre professioni. Ricordatevi, io ho l'esperienza anche del mondo educativo, che non vogliono fare tutta la vita gli insegnanti, mi dicono, e vogliono poter passare ad altri aspetti. I giovani d'oggi vogliono poter avere, come si dice, possibilità di flessibilità nella loro formazione e nel loro lavoro. Finisco una cosa sola, quello che è importante, che è stato detto stamattina, è il discorso legato ai dottorati. È il discorso legato, come si dice, alla competenza e alla formazione competente di qualità. Credo che gli ordini possono essere veramente la sponda, insieme ai stakeholder che gli ordini, ma anche le università possono cercare e trovare, possono essere veramente la base per poter mettere in piedi dottorati, perché il percorso di formazione di qualità non passa solo attraverso l'esperienza, ma passa attraverso mettere insieme ricerca ed esperienza. Grazie professor. Ci sentiamo, sì. Grazie professoressa Padova. Sicuramente ha posto delle questioni grosse, adesso io vorrei rispondere a tutte, ma non mi sembra il caso. Dico solo che questo disegno di legge, che sarà perfezionato, che sarà migliorato, è nato da una discussione che non è nata ieri, che ha avuto momenti di confronto all'interno di tutta la comunità professionale. Ecco, quindi allora direi di dare la parola al professor Castagnaro, che ancora ringrazio di essersi messo in contatto con noi, che non è potuto essere qua a Padova, è docente presso l'Università di Padova, ma l'abbiamo invitato in qualità di membro dell'ANVUR. Professore, salve. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, lei ha sentito le cose che ci siamo detti, io le lascio libera parola di dirci, insomma, alcune sue riflessioni su ciò che abbiamo sentito. Dunque, sarei stato molto più contento naturalmente di essere presente di persona, anche perché questo mi avrebbe permesso di essere a casa, perché abito a Padova. Dunque, io devo dire che non vorrei entrare molto in merito alla proposta della laurea quinquennale, perché non conosco bene non conosco molto bene i motivi che chiedono il cambiamento. Ho ascoltato alcune delle opinioni dei docenti intervenuti, professor Gui, Maccarini, Niero e Padoan. Devo dire che derivando da un corso di laurea quinquennale, quello in medicina veterinaria, posso fare alcune osservazioni in merito. Allora, la prima è che il corso di laurea quinquennale non è semplicemente un 3+2, come si diceva, ma è una cosa molto più complicata, molto più complessa. Ad esempio, per noi aver fatto il corso di laurea quinquennale alla medicina veterinaria con il testo di orientamento ha di fatto cambiato la professione veterinaria. Il testo di orientamento, da quando è entrato in gioco, ha trasformato il corso di laurea nostro in un corso di laurea con una netta prevalenza della figura femminile, con soprattutto
liceali che hanno licei scientifici soprattutto, che entrano nel corso di laurea. Questo ha cambiato la fisionomia della popolazione, ma ha anche cambiato la fisionomia della professione, in quanto la maggior parte dei nostri studenti vogliono fare il medico dei piccoli animali, e uno dei temi più rilevanti, dei settori più importanti della professione, che è invece la sicurezza alimentare e tutto quello che comporta, quindi il lavoro nei macelli, i lavori sul territorio, verranno a mancare. Ora dico questo perché, come già stato accennato, cambiare una laurea da una triennale a una quinquennale potrebbe, occorre a mio avviso riflettere adeguatamente, cambiare proprio anche il target di studente che si iscrive, e quindi capire come questo potrebbe anche cambiare una professione che mi sembra di aver capito dal professor Miero, non dappertutto, ma ha degli indici di occupazione importanti, quindi che è una laurea che effettivamente serve al territorio. Secondo elemento di complicazione che noi abbiamo riscontrato, ad esempio, per la nostra laurea, è che spesso se si vuole aprire ad un orizzonte internazionale possono crearsi dei problemi nella quinquennale, e noi l'abbiamo riscontrato ad esempio cercando di agganciare dei rapporti internazionali con gli Stati Uniti, perché i 5 anni non sono tipici di nessun altro corso di laurea in Europa, che è naturalmente collegata ad una triennale, poi spesso associata appunto a una magistrale oppure ad un master. Quindi avere un quinquennio in realtà spesso riduce i gradi di libertà della gestione di una proposta didattica. L'altro elemento che vorrei dire dall'ascolto dei vostri interventi è questo. Ora, da buon veronese devo rispondere al professor Miero: chiediamo molte cose Atenei, proprio perché vogliamo che i primi a riflettere ad esempio sui dati occupazionali siano proprio chi progetta i corsi di studio. Pensiamo ad esempio per quello che riguarda la sua CDS, che chiede esattamente questo, cioè chiede che ogni anno venga fatto un riesame sui dati del corso di studio, non solo sull'occupabilità, anche ad esempio su quanti studenti si iscrivono, quanti studenti lasciano, quanti studenti si perdono per strada, quanto ci impiega uno studente. Sono tutti elementi molto importanti, e la sfida che ha colto l'Anvur la sfida europea delle agenzie è quella che sui risultati debbano riflettere prima di tutto i progettisti del corso di studio. Quindi mi sembra che oggi abbiate reso evidente un buon esempio di autovalutazione, cioè di come effettivamente un corso di studio debba essere progettato tenendo conto di molte cose. Una delle cose più importanti, che a mio avviso nel panorama italiano, dalle analisi che abbiamo fatto sia l'anno scorso che quest'anno delle schede, dicevo che uno dei dati più importanti è sicuramente collegare con il mondo del lavoro la progettazione e poi l'orientamento al mondo del lavoro. Teniamo presente che i corsi di studio che non sono stati accreditati dall'Anvur l'anno scorso, che sono circa una ventina, avevano, prima ancora di avere appunto problemi di risultati, purtroppo valutare i risultati è poco efficiente ed mette in piedi un sistema inerziale molto lungo, perché quando si vede che i risultati non vanno bene bisogna ritornare indietro alla progettazione e alla gestione del corso di studio. Questo è un sistema, come dire, molto lungo. Per questo che abbiamo chiesto di riflettere molto e di avere dati di trasparenza su come viene gestito un corso di studio, perché
Da questo emergono segnali molto più precoci di quelli che emergono risultati. Comunque dicevo che uno degli elementi più importanti che è stato visto dall'analisi dei corsi di studio è che spesso la progettazione non tiene conto del rapporto con le parti sociali. La maggior parte di queste consultazioni viene fatta in un modo assolutamente limitato, con il confronto, il dialogo con soggetti che magari c'entrano poco o che soprattutto non tocca il tema delle competenze, cosa che ho sentito prima toccare. Il tema del tirocinio è appunto delle competenze. Ora, le competenze devono coinvolgere il mondo del lavoro. Noi ad esempio nel nostro piccolo abbiamo un tirocinio di 45 CFU a Padova, e in questi 45 CFU, per questi 45 CFU che equivalgono a circa 1100 ore destinate a gruppi di studenti divisi in 4 studenti per gruppo, abbiamo a contratto circa 80 docenti esterni. Perché? Perché effettivamente le competenze non si possono che realizzare in un contesto lavorativo, in un contesto simil lavorativo, cosa che diventa molto difficile in ambito universitario. Quindi sono assolutamente d'accordo e credo che quando inizieremo le visite per l'accreditamento periodico, uno degli elementi più importanti che daremo mandato alle CEV di controllare, di vedere, è proprio come il corso di studio è stato progettato, in che modo è stato tenuto in considerazione non solo cosa ne pensa la parte sociale, ma come la parte sociale interagisce nella determinazione, nella progettazione delle competenze che il corso di studio deve avere, e come queste competenze non solo vengono progettate assieme con le parti sociali, ma vengono anche ottenute attraverso il contributo. Soprattutto in questo caso credo di aver sentito bene, che ogni tanto la voce andava via, che esiste un ordine degli assistenti sociali. Quindi non si può non tener conto naturalmente di questo, non solo nella progettazione, ma proprio anche nelle modalità con cui si ottengono le competenze, diciamo, del primo giorno, cioè che si chiedono un laureato assistente sociale debba avere il primo giorno. Credo in questo primo giro di aver toccato i punti che mi interessavano di più. So adesso come si svolgerà, come continuerà il dibattito, se ci sarà un altro giro di interventi magari. Sì, grazie professore, la ringraziamo molto. Ecco, le chiedo cortesemente di restare in linea perché faremo un brevissimo ritorno con i relatori che abbiamo qui e poi apriamo anche il dibattito in sala. Allora, io direi di partire direttamente da Anna Maria Campanini, brevissima, 2 minuti. Che dire, le sollecitazioni sono sicuramente tante. Io ritorno un po' su quello che già ho sottolineato, no? Il discorso della qualità e quello che il professor Castagnaro adesso sottolinea, il discorso delle competenze, l'importanza di costruire dei percorsi che formino alle competenze è un po', secondo me, il cuore su cui noi dobbiamo cercare di puntare. Ripeto, i temi che sono stati sollevati rispetto alle difficoltà, alle possibilità di occupazione o meno di un'uscita solo con una quinquennale sono sicuramente delle dimensioni che vanno tenute presente, però quello che io vorrei davvero uscisse da questa legge è la possibilità di definire dei percorsi formativi che siano
realmente percorsi di qualità, che siano realmente dei percorsi che offrono degli strumenti e delle competenze adeguate per rispondere alle sfide della società odierna. E questo non può che passare attraverso un cambiamento, dal mio punto di vista, di quelle che sono all'oggi le tabelle ministeriali, come sono state definite per il servizio sociale, e dalla riflessione nell'ambito universitario rispetto a quelle che sono le modalità di docenza e le modalità formative in maniera più complessiva. Grazie, grazie. Gigi Gui. Il tema veramente ci trascinerebbe, nel senso buono del termine, ad affrontare in un altro orario alcune di queste questioni così grosse. Colgo subito alcuni stimoli che ho ascoltato dal più recente del professor Castagnaro rispetto al fatto che modificare l'impianto formativo non è solo fare la somma di un 3+2, è ridisegnare un'impostazione formativa. A me pare che questa sia una questione fondamentale. Se l'esito fosse solamente fare 3+2, incollare bene i due pezzi, è già qualcosina, però non è quello veramente su cui. Non sapevo, mi è piaciuto ascoltare che nel consigliare veterinaria fanno 45 crediti di tirocinio. Ecco, chi è più avvezzo sa che noi facciamo 18 crediti nella triennale e una decina, ecco. Quindi alla magistrale. Quindi ecco, voglio dire, reimpostare significa dedicare uno spazio più importante. Quando il senatore Dalla Zuanna diceva riflettete su quanto è importante restituire spazio a un percorso formativo che dia non solo in termini quantitativi, anche quantitativi, ma di investimento e di assetto, di supporto. Anche il professor Maccarini diceva diamo un po' di attenzione a che cosa significa impegnare su tutor o supervisori. Ecco, io credo che su questo forse potremmo avere il coraggio di spendere ancora più energia di quanto è stata spesa finora per definire con maggior forza questa caratterizzazione che accompagna il percorso. Un'altra questione riguarda senza dubbio l'esito in parte trasformativo del target degli studenti. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo, però bisogna sapere effettivamente che succede. Nel bene e nel male, tra virgolette, a seconda di cosa giudichiamo bene o male. È stato fatto un cenno nella prima parte della mattinata alla femminilizzazione consistente del servizio sociale. Certamente vi sono delle variabili culturali molto importanti, delle affinità psicologiche, le professioni d'aiuto spesso hanno questo sbilanciamento, ma vi è anche una questione di status, laddove nel nostro assetto culturale i maschi in qualche modo cercano di collocarsi ad uno status che abbia una credibilità sociale più forte. Adesso le cose stanno cambiando. Allora anche su questo però una riflessione va fatta. Poi vi è un problema economico, perché è vero che intraprendere un percorso formativo più lungo, tanto più se è fortemente vincolante nella presenza, per cui riduce opportunità di lavoro parallelo, in qualche modo modifica anche il censo di riferimento. Allora, ancora, molti studenti accedono ai corsi di laurea triennale per questa istanza operativa immediata, rispetto invece così alla preoccupazione di doversi sorbire, tra virgolette, chissà quanto studio intellettuale. Allora qui si tratta di sapere che queste cose succedono e chiederci come calibrarle. Allora, parto dall'ultima, l'istanza operativa. Io credo che non va negata l'istanza operativa, va costruita una osmosi e una reciprocità più efficace di quanto siamo riusciti a fare ora. Per quanto riguarda invece diciamo, la remora degli studenti, sia per ragioni culturali che economiche, alla quinquennale, non tutto il male viene per nuocere,
se questo potesse significare una maggior attenzione nell'orientamento alla scelta di questo percorso, perché vi è una parte di studenti che proprio per l'onda lunga che andrà scemando dell'assorbimento nel mercato del lavoro accede a questa triennale per una preoccupazione di occupabilità, e il livello di motivazione e così come anche di attitudine, io credo chi fa il supervisore lo possa toccare con mano, sta calando. Allora, su questo un'attenzione, io sono ben lungi da voler essere selettivo sul piano economico, ben lungi, o sul piano culturale, però dobbiamo chiederci, ecco, quali sono i contrappesi che rendano importante. Un'altra questione molto delicata di cui ha fatto cenno il professor Castagnaro è la relazione con gli altri paesi. Anna Maria Campanini è una nostra esperta, piccione viaggiatore nel senso buono del termine, perché fa il giro del mondo diverse volte in un anno, non lo so, ma certo questa è una questione molto importante, su cui dovremmo farci delle domande e chiederci che cosa può significare nella relazione con gli altri paesi, non tanto e solo a livello mondiale, ma quantomeno a livello europeo. Il processo di Bologna non a caso aveva puntato sul 3+2, se noi smentiamo questa ipotesi dobbiamo chiederci che tipo di relazione dobbiamo instaurare. L'ultima questione che pongo è rispetto al rischio di chiusura dei corsi, non solo per caduta della domanda degli studenti, che è una questione reale, secondo me è una questione che ci riguarda anche lasciassimo le cose così, perché l'onda lunga dell'attrattività va calando, così come cala l'assorbimento del mercato del lavoro, così come cala, in stretta connessione, l'investimento sulle politiche sociali. Quindi noi avremo una contrazione, dobbiamo metterla in conto. Ma la questione della contrazione la si contrasta anche aumentando il livello di qualità. E in questo momento abbiamo troppo pochi strumenti e troppi vincoli per aumentare la qualità. Se noi dobbiamo stare ai vincoli che finora abbiamo, i vincoli sono ferrei. Tanti nostri colleghi, presidenti di corsi di laurea, ci dicono: ma guardate che se cambiate le norme noi dobbiamo chiudere. E certo, perché se teniamo fermi i vincoli che abbiamo in questo momento e cambiamo anche la norma non si quadra il cerchio. Allora su questo veramente bisogna chiedersi come rompere, ecco, questa rigidità. Mi fermo perché sarei voglioso di discutere. Allora, funziona? Sì. Andrea Maccarini, prego. Grazie, io cerco di essere molto rapido perché questo mi sembra lo spirito di questo secondo passaggio, secondo intervento. Non ripeto una serie di cose sull'occupabilità, sono state dette, mi sembra, in modo efficace. Sono d'accordo nel senso che deve essere un'attenzione fondamentale nel riformare il percorso formativo, altrimenti appunto andiamo incontro a un fallimento di progettazione. Sottolineo invece brevemente diciamo tre cose, tre aspetti. Il primo, stiamo appunto anche attenti, riprendo l'ultimo passaggio di Gigi Gui un attimo fa, cioè nel prevedere una riforma di questo corso di studi stiamo attenti appunto ai vincoli normativi più generali che riguardano le classi delle lauree, che riguardano tutta una serie di margini di manovra che abbiamo o che non abbiamo, e questo su questo bisogna riflettere attentamente. Secondo punto su cui mi diffondo un attimo di più, l'internazionalizzazione, la citava il professor Castagnaro prima, ecco, è stata ripresa anche un attimo fa. E su questo devo dire che l'internazionalizzazione, oltre che essere, diciamo così, bella in sé, per così dire, non è soltanto così un problema estetico, evidentemente, ma è anche uno dei modi per l'appunto di rispondere al problema di occupabilità, questa onda lunga, Gigi, che dicevi un attimo fa. Perché? Perché ormai è utile, importante, necessario ragionare su uno spazio sociale europeo che sempre più si va costruendo, e uno spazio sociale richiede una europeizzazione anche delle professioni, evidentemente. Allora, adesso non c'è il tempo di entrare nel dettaglio, ma stiamo attenti, mentre molti corsi di studio
stanno facendo in questa fase proprio l'investimento di internazionalizzarsi di più rispetto al passato, perché questo è lo stimolo che viene anche dagli studenti, per esempio, no? I nostri studenti che vanno in Erasmus sono tradizionalmente pochi, ma sono invece in aumento. E ci sono i primi, abbiamo avuto la soddisfazione, alcuni dei primi nostri laureati che adesso lavorano in Germania, in Scozia, lavorano da assistenti sociali, non lavorano semplicemente perché sono andati via. Allora stiamo attenti a incrociare questo trend di internazionalizzazione in senso positivo e non facendo una riforma che va in controtendenza con questo. Ultimo punto, ecco, anche qui vorrei sfatare un mito qui, cioè davvero sono nuovamente d'accordo con Castagnaro, prima diceva la progettazione deve essere veramente sistemica, perché veramente si sta cambiando il target, si sta cambiando una serie di cose. Non lasciamoci, per carità, tirare dentro l'idea che la riforma sia in qualche modo necessaria per la questione, il problema dell'esame di Stato, la sezione A, la sezione B. Ecco, cioè che questo non sia veramente un punto chiave, ma per la semplice ragione che se questo è il problema, questo problema qui è risolvibile in modo molto semplice, banale e in tutt'altro modo, cioè non c'è bisogno di una riforma sistemica, no? Basta prevedere con una norma, una piccola norma, per cui basta dire che le due sezioni dell'albo hanno accesso cumulativo, perciò non puoi accedere all'A se non hai il B, ed è finita la storia da questo punto di vista. Questo però, e concludo, non è evidentemente da parte mia un invito a far sbollire la riforma, tutt'altro, ma a orientarla in modo adeguato e adeguato alla complessità. Grazie. Grazie. Do la parola a Mauro Niero. Dunque, io direi che ci sono due cose che mi impressionano nel leggere la 660, e cioè noto una tensione, diciamo, verso un modello di impiego dell'assistente sociale che va verso il modello managerialistico, laddove secondo me ci sono diversi tipi di modelli invece che sono richiesti, pensando proprio alla diversificazione della domanda di lavoro di assistenti sociali, ancora una volta dal privato sociale, non solo dai grandi comuni ma anche dai piccoli comuni, eccetera, eccetera. Una seconda questione che riguarda la differenziazione e la questione anche della legge è che trovo che ci sia una preoccupazione per la costruzione di docenti, diciamo così, accademici. Ma questi docenti accademici, da quelli che vedo trasparire dalla legge, sono dei docenti accademici di tipo tradizionale. Come possono essere docenti di sociologia, come possono essere docenti di storia, eccetera. Qui è stato molto illuminante l'intervento del professor Castagnaro. Va bene, ci troviamo di fronte ad una professione in cui l'aspetto pratico è assolutamente importante. Realizzare alcune dei desiderata che sono stati espressi, soprattutto da questa parte del tavolo, sarebbe interessante e importante. In questo momento abbiamo in giro degli assistenti sociali con dottorato che hanno fatto bene ricerca e hanno fatto bene anche dal punto di vista delle pubblicazioni, cioè hanno un curriculum che accademicamente è spendibile. C'è in giro questa gente adesso, gente brava con dottorato, eccetera, e che è in grado anche di vincere dei concorsi a livello, è in grado di vincere. Che cosa può vincere però? Non può vincere un ordinariato, può vincere un assegno di studio, può vincere un concorso di ricercatore a tempo determinato. Allora, qui ci troviamo di fronte ad un problema esistenziale di scelta da parte di chi fa queste cose. Perché, ad esempio, noi nel riflettere su quali possono essere i ricambi dei nostri docenti di servizio sociale, abbiamo in mente della gente a cui abbiamo dato il dottorato noi, ma che non tornerebbe da noi per farsi un anno di precariato con una borsa di studio, va bene, o 2 anni, va bene, di precariato, insomma, 2 anni incerti, va bene, di ricercatore a tempo determinato. Non so se
se mi spiego, insomma, hanno fatto carriera, va bene, come assistenti sociali, hanno raggiunto delle posizioni, va bene, buone, diciamo, hanno un contratto a tempo indeterminato, ma per rientrare nell'università, perché diventare docenti, devono in qualche modo, va bene, rinunciare a questa posizione. Ma soprattutto c'è una questione fondamentale. Il nostro corso di laurea, Maccarini dice, ma non parliamo mai dei nostri... Ecco, non parlo del nostro corso di laurea di Verona, di Padova, eccetera, ma il nostro è costituzionalmente basato sulla professione. La professione deve entrare come docenti, che fanno anche i professionisti, oltre che fare i docenti. E attraverso dei tutor, va bene, che sono legati alla professione. Ma questo è strutturalmente legato ai nostri corsi. Non riusciamo a concepire i nostri corsi, va bene, se non c'è questo tipo di docenti. Allora mi sono provato a interessarmi, a sentire in giro cosa succede nelle varie professioni, perché ogni tanto, va bene, non si sa bene come, ma i medici, secondo voi c'è un ordinario di chirurgia che non va in sala operatoria tutti i giorni? C'è. E perché ci deve essere un assistente sociale che non vede più un utente da 30 anni e che può insegnare? Cioè, allora, i medici risolvono la questione, va bene, di solito come fa questa professione, va bene, e cioè si costruiscono le cliniche per loro. Va bene. Un ordinario pediatra, un mio amico ordinario pediatra, non dico di quale università, alcuni anni fa è diventato ordinario, è stato il presidente della Società Italiana di Allergologia, quindi un luminare, eccetera, e dice, eppure, dice, mi pare di essere diventato un pensionato. Ma dico, come fa? Vai in pensionato? Dico, ma scusa, ma tu insegni? Allora, si è fatto dare 10 posti letto, va bene, alla clinica, e a quel punto lui era ridiventato un medico ed era felice di nuovo. Allora, loro risolvono il problema con le cliniche. Le altre professioni come fanno? Gli avvocati? Ma vanno i commercialisti? Va bene, come fanno? Ecco, questi hanno il problema, va bene, che se vogliono entrare nella professione... Ah, ecco. Esatto. Ma io scusi, sto Sì, citando il problema, microfono. ma ne conosco anche di quelli che non hanno nessuna pratica. Allora, in questi casi, per far entrare la professione nell'università, va bene, bisogna che la gente si prenda il tempo definito, va bene, e che pratichino in uno studio. Anche qua tutta roba molto chiacchierata. Ma allora ci troviamo di fronte o ad un'università di gente che fa esclusivamente gli accademici con nessun contatto con la pratica, o dall'altra, va bene, una università, va bene, che ha un aperto contatto con la pratica. Secondo me la questione si risolve con un qualche tipo di differenziazione. Va bene, ecco, potrebbe esserci, ma qui non vedo nelle leggi questa cosa, potrebbe esserci una richiesta, per esempio, di fare dei sabbatici dentro la professione da parte degli assistenti sociali accademici o di cose di questo genere. Ma se viene chiusa questa questione, va bene, è chiusa gran parte delle cose di cui stiamo parlando. L'università deve nutrirsi della pratica degli assistenti sociali esterni. E non solo del sapere dei propri accademici, siano essi assistenti sociali, sociologi, va bene, o qualche cosa del genere. Ok. Grazie. Do la parola alla professoressa Padoan per l'ultimo intervento. Grazie. Sì, tutto quello che è stato detto credo sia importante da riflettere, da ragionare, vedere quali sono, come si dice, i percorsi, gli orientamenti migliori per dare autonomia a questo percorso di studio e a questa professione. E ci sarebbero 4 indicatori, secondo me, che potrebbero metterci non solo attorno a un tavolo, ma metterci a ragionare in termini sistemici. Allora, la prima cosa è che un nuovo percorso formativo per una nuova professione richiede soprattutto un costrutto di rete. Lo diceva prima anche il rappresentante dell'ANVUR, una questione di rete non soltanto fra l'università e, come si dice, gli ordini, ma anche fra gli enti del territorio, la pubblica funzione, in questo caso l'USL, ma anche il privato sociale, perché è il mondo del lavoro, perché l'assistente sociale si trova veramente con un largo ventaglio
di professionalità che richiede, come si dice, la compartecipazione di rete. Solo in una compartecipazione di rete si dà forza a una domanda e si costruisce, come si dice, un percorso formativo che è adeguato, un percorso formativo che deve essere per forza flessibile e aperto, come si dice, a una professione sul territorio. E io quando sento parlare di pratica e teoria, io parto dal presupposto che anche il professore universitario fa pratica, perché insegna, anche l'insegnamento è una pratica. E ci sono quasi tutte le professioni, salvo alcune forse, no? Che si muovono solo nell'ambito della ricerca, fanno della pratica. E io credo che questo sia un nodo sul quale bisogna ragionare, che cosa si intende per pratica, se è soltanto quello di andare sul territorio o fare anche un altro tipo di intervento. Il secondo aspetto, e qui è rivolto molto di più al tirocinio, è che finalmente in Italia si dovrebbe cominciare a pensare all'alternanza istruzione-lavoro. Cioè si parla sempre di scuola-lavoro nelle scuole superiori, ma non si parla mai di alternanza istruzione-lavoro anche all'interno dell'università. Si parla di tirocinio semplicemente, ma per certe professioni è fondamentale. Per esempio la medicina fa alternanza istruzione e lavoro, in tutte dal terzo anno so che vanno immediatamente in clinica e quindi riescono a fare un percorso, come si dice, di expertise molto forte, perché la domanda è di avere expertise molto forte e il tirocinio credo che sia una parte fondamentale. Sono perfettamente convinta che deve essere, come si dice, accreditato in maniera qualitativa e in maniera eccellente. Il terzo punto è veramente qui bisogna coinvolgere non solo gli ordini ma anche gli enti e l'università, metterli a tavolino per discutere di dottorati di ricerca. All'università con le nuove regole c'è la necessità di promuovere i dottorati di ricerca, bisogna trovare fondi. Qui è un passaggio essenziale, avere i fondi per i dottorati di ricerca, trovare anche delle deroghe perché si possano costruire dottorati di ricerca in maniera tale da costruire delle professionalità anche universitarie del settore. E l'ultimo punto è proprio la ricerca. Credo che la ricerca non si debba fare soltanto all'interno dell'università, ma si debba fare insieme agli ordini e insieme agli enti. Se noi non costruiamo le reti territoriali su questo ambito, università, ordine, enti del territorio, pubblico-privato, rispetto a, come si dice, dottorati e ricerca, la ricerca sul territorio, la ricerca anche sull'occupabilità, la ricerca sulle differenziazioni, la ricerca sulle nuove difficoltà, i nuovi rischi, la ricerca anche sui nuovi livelli di professionalità, ci stringiamo dentro semplicemente a delle questioni che sono tecnocratiche e che non sono questioni di cambiamento sociale della cultura sociale. E l'ultima è la formazione. Ecco, sulla formazione permanente lì bisogna aprire un campo. Che cosa si intende per formazione permanente? Perché deve essere molto evidente, molto chiaro. Con chi si fa la formazione permanente? È una formazione continua, è una formazione professionalizzante, è una formazione che ti permette anche di costruire successivamente scuole di specializzazione, master, carriere ulteriori. Ecco, credo che ci sia un versante anche dopo i 5 anni o il 3+2 che si apra e diventa produttivo per il futuro, perché noi dobbiamo pensare ai giovani che sono presenti in questi anni, non soltanto noi che siamo già stabiliti dentro e abbiamo già un lavoro, dobbiamo pensare ai nuovi che crescono, cosa fanno e che tipo di competenze e anche di ruolo, ma anche di scientificità possono avere all'interno di questa professione così vasta. Grazie. Allora, vogliamo chiudere nei tempi previsti alle 13:30, per cui vi chiedo un po' di pazienza. Anna Maria Campanini ha chiesto una brevissima replica e poi do la parola al professor Castagnaro. Sì, chiedo scusa, io sono stata velocissima nel mio intervento e allora ho chiesto di poter integrare con alcune riflessioni, soprattutto riguardo alla docenza. Ecco, come Aidos noi avevamo già inviato a luglio di quest'anno un documento in cui sottolineavamo tutta una serie di
punti rispetto anche alla proposta e quindi alle attenzioni che questa doveva avere. Alcuni di questi sono già stati trattati abbondantemente, quindi su questo non ritorno. Volevo ritornare proprio invece sul discorso della docenza e anche qui in paragone con l'estero. All'estero noi troviamo in Europa, nel mondo, dipartimenti di servizio sociale, troviamo docenti incardinati a pieno titolo, troviamo docenti che vengono dalla pratica, no? Quello che loro chiamano gli associate professor, cioè docenti che fanno un numero di ore limitato nell'ambito dell'università e un numero di ore legato alla loro attività ridotta però nei servizi, con una retribuzione che consente loro di avere un orario ridotto nei servizi e di spendere il resto del tempo nell'università. Quindi io credo che questo dovrebbe essere sicuramente un aspetto da tenere presente e da mettere a sistema. Ci vuole l'integrazione di queste due dimensioni per fare quello che anche la collega Padoan sottolineava, un'attività di ricerca, un'attività che vada nella direzione di studiare, di esplorare quelle che sono le dimensioni dell'operatività, quelli che sono i nuovi bisogni sociali a cui il servizio sociale deve dare risposta e che venga poi ritrasmesso nell'ambito della docenza. In Finlandia c'è una bellissima esperienza che mette insieme proprio università come formazione, la ricerca e la pratica professionale, e all'interno di questo triangolo davvero c'è un legame virtuoso che è stato voluto e costruito nel tempo. Io credo che questo dovrebbe essere l'impegno del nostro futuro per costruire una formazione che sia di qualità, che non veda docenti che sono semplicemente incardinati e che seguono i loro pallini in maniera astrusa e avulsa dalla realtà, ma che veda delle forti sinergie. Però sottolineo l'importanza che vi siano non solo docenti a contratto, non solo docenti di guida al tirocinio, non solo docenti che svolgono una funzione di supervisione, che è in molti casi all'estero affidata all'università con docenti preparati ad hoc, con numeri molto piccoli di studenti, come diceva anche il professor Castagnaro, avviene per quanto riguarda veterinaria, ma che vi sia proprio un mix di queste realtà finalizzate, come si diceva prima, alla costruzione di competenze di qualità. Grazie. Grazie. Allora, professor Castagnaro, replica anche per lei? Sì, volevo, di tutte le cose interessanti che avete detto, volevo sottolinearne due. La prima, diciamo, dare la disponibilità dell'Anvur a capire in che modo si può aiutare appunto questo miglioramento della qualità. Bisogna stare attenti come dire, quando si toccano norme e requisiti, perché questo va a toccare naturalmente sia sull'impatto economico che sui vincoli che si mettono, e questo potrebbe essere, può diventare un boomerang. In questo senso volevo anche chiedere al professore, non chiedere direttamente, chiaro non mi potrà rispondere qui, ma aperto a capire cosa si può cambiare per ridurre i vincoli nell'ottica del miglioramento della qualità. Assolutamente disponibile a capire cosa si può fare per questo. Il tema invece, che è molto caro anche a me, perché anche noi veterinari abbiamo questo problema, se non facciamo la professione poi insegniamo una cosa che non esiste. Devo dire che il problema che per veterinaria è stato risolto in un modo comunque molto molto dispendioso. È stato aperto, così come per tutti i corsi di laurea in medicina veterinaria in Italia, è stato aperto l'ospedale veterinario. Io fino a quando non sono andato all'Anvur, ci starò ancora per un anno, facevo il patologo, facevo le mie autopsie, così ero in grado di insegnare ai ragazzi non come farle, ma come si approcciano, insomma, come un punto di vista naturalmente di uno che fa quella cosa. Ora, questo oggettivamente è, non dico una perdita di tempo, ma è una
un investimento sul tempo che molti altri in università non hanno. E questo è tutto il tema della cosiddetta terza missione dell'università, cioè che il docente universitario non fa solo didattica, non fa solo ricerca, ma spesso fa attività che sono nello stesso tempo di supporto diretto al territorio, direttamente, non attraverso gli studenti, e nello stesso tempo questa attività diventa l'attività che dirige, che all'interno della quale avviene anche la didattica e la ricerca. Occorrerà sedersi a un tavolo sicuramente e capire quale potrebbe essere per un docente che insegna in un corso di laurea di come assistente sociale, capire quale potrebbe essere la forma con cui viene fatta questa attività. Non sarà semplice, però probabilmente forse convenzioni con gli enti, non lo so, bisogna provare a capire, a tracciare una strada nuova. Ultimo punto, sono d'accordissimo con la professoressa Padoan che nella progettazione dei corsi di studio, che non avviene solo all'inizio, ma deve intercettare i cambiamenti e quindi deve avvenire con una certa ciclicità, occorre tenere presente tutti gli stakeholders. Adesso io ho una figlia che si è appena laureata in scienze infermieristiche, per cui ho avuto modo di discutere con lei su tante cose. La cosa che viene fuori, per esempio, di cui ho già parlato anche ai coordinatori nazionali delle lauree in scienze infermieristiche, è che anche per scienze infermieristiche sta cambiando molto la professione. Perché? Perché nonostante si rilevi un fabbisogno nazionale molto elevato, in realtà nel pubblico, nello Stato, nelle aziende, nelle USL, come negli ospedali, non si assume più nessuno. Mia figlia si è iscritta ad un concorso per 20 posizioni di scienze infermieristiche a Brescia con 9.000 domande. Ora, grazie a Dio ha trovato lavoro. Dov'è che ha trovato lavoro? Ha trovato lavoro appunto negli istituti privati, case di cura. Adesso non voglio entrare nel merito, anche perché non sono molto ferrato per poterlo fare, ma è evidente che sta cambiando, che le difficoltà economiche hanno cambiato anche una certa fisionomia della professione, e per questo deve essere ricambiato l'obiettivo che ha un corso di laurea. In questo senso trovo molto prezioso quello che ha detto la professoressa Padoan. Occorre che tutti contribuiscano ciclicamente, periodicamente, il più possibile, tra l'altro anche all'interno della verifica di ciò che si fa nei tirocini, che contribuiscano a riprogettare, a tenere presente, a monitorare il corso di studio e le competenze che possono cambiare target nel mercato del lavoro. Sulla questione della ricerca è chiaro, è evidente che i docenti universitari devono basarsi sulla ricerca, quindi la ricerca anche qui bisogna capire. Devo dire che da quello che capisco, so che vado a toccare un punto molto molto sensibile. È evidente che se chi insegna nei corsi di assistenti sociali deve avere esperienze di lavoro, è chiaro che avere un settore scientifico disciplinare all'interno del quale sono presenti i docenti universitari di assistenti sociali e moltissimi altri in questo settore non solo si occupano poco del tema generale dell'assistenza sociale, ma addirittura non fanno il mestiere. È chiaro che questo è un elemento di criticità rilevante. Grazie. Professore, la ringraziamo molto per la sua partecipazione, anche per la disponibilità che ci ha dato, e noi naturalmente ne approfitteremo. Grazie. Allora, se chiudiamo per le 13:30, allora abbiamo poco spazio per il dibattito, però rubiamo anche il tempo alla nostra Presidente della chiusura, di chiudere, che può andare bene. Allora, possiamo darci 2 o 3 domande, penso che possiamo farle, se qualcuno ha il microfono per... Ok. Sì, se volete venire qui, meglio. Se qualcuno ha qualche domanda, prego.
interventi? C'è qualcuno? Eccola. Se non funziona devi andare il microfono. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Zanferari. Ecco, io vorrei solo fare alcune riflessioni che sono anche parte di un percorso, avendo seguito io all'interno della professione tutti i vari passaggi delle leggi che sono state nominate, e quindi quelli che sono stati i punti critici, i punti interrogativi, i punti forti del passaggio anche all'interno della formazione dell'assistente sociale, che sono stati così rilevati oggi, sono anche in parte molti che hanno caratterizzato quando c'è stato il passaggio all'interno dell'università, quando poi si è passati dalle scuole delle arti fini speciali al diploma di laurea, e poi anche sul 3+2, quindi sulla penultima riforma universitaria. Io credo però che partendo da quello che si è detto, sono d'accordo, che la qualità della formazione dipende dalla qualità degli insegnamenti, e quindi tutto quello che si è detto, la presenza dei docenti incardinati, la questione della ricerca, la questione del legame col territorio, quello di tutte le università che siano anche assistenti sociali, e la qualità dei tirocini. Quindi partendo da questo punto, io credo che sia importante anche però pensare che quando si dice che si propone come formazione di base il quinquennio, non è tanto per fare il management, perché attualmente con la laurea triennale più gli altri, quelli magistrali, gli assistenti sociali possono comunque acquistare una formazione che di base per partecipare con gli altri professionisti a quelli che sono i posti di manager nell'area dei servizi sociali e della programmazione, tenendo conto poi anche delle riforme che hanno caratterizzato, che stanno per caratterizzare ad esempio l'area della sanità che diceva prima la dottoressa di Venezia, no? Quindi tutta la questione di master dell'area della formazione. Ma quello che gli assistenti sociali chiedono non è quello è quello di avere la possibilità di accedere anche a quell'area del management, non per essere gli unici, e quindi si confronteranno con quelli che sono gli altri professionisti che arrivano da altre formazioni, e quindi anche se ci sarà necessità di acquistare altri livelli di formazione, la questione della laurea magistrale permette poi di accedere anche ai livelli di formazione. Però vorrei tornare alla questione di fondo. Per fare l'assistente sociale, non oggi, ma lo dicevamo 20 anni fa, che la formazione deve essere una formazione più come si dice, sul piano qualitativo, ma la qualità è formata anche dalla quantità, perché quando si parla del numero di crediti, del numero di docenza, del numero di ore di tirocinio, perché ecco un appunto e una riflessione rispetto alla legge che è stata proposta, si parla di 18 mesi di tirocinio, non vuol dire niente 18 mesi, bisogna stabilire ore di tirocinio. Anch'io sono d'accordo che il tirocinio deve restare all'interno della formazione, se si avranno 5 anni di formazione si avranno e devono esserci molte ore di tirocinio. La nostra professione, è stato detto, ed è un elemento che la caratterizza rispetto agli altri, a parte i medici eccetera, è proprio questo legame stretto che riguarda fra teoria prassi e prassi e teoria, che caratterizza anche molto il piano della formazione, perché per esempio gli avvocati, come sappiamo, o i psicologi, va bene, fanno la pratica dopo, no? Dopo il termine del corso. Io sono per mantenerlo all'interno in questo senso, quindi credo che debba esserci questa proposta del quinquennio sia proprio per garantire le conoscenze, l'autonomia e la responsabilità che viene chiesta nel passato, 20 anni fa, perché porto sempre degli esempi, ma se io mi trovo a lavorare in un'equipe con un psicologo, il quale per farlo psicologo viene detto che serve una formazione, non si va a vedere, non si è stabilito se poi il mercato del lavoro chiede 100 psicologi o 20 psicologi o quanto li paga, si è deciso che per fare lo psicologo quello è il grado di formazione, il grado di formazione che viene richiesto, o per fare l'avvocato o per fare il medico. Per fare il medico non si è detto se deve esserci all'interno il triennio o non il triennio, per fare il medico serve avere un livello di formazione.
dal punto di vista teorico per quelle che sono le conoscenze, l'autonomia e la responsabilità. E quindi è su questo che dobbiamo ragionare. Credo che deve esserci una forte alleanza con i docenti delle materie professionali, perché con questa legge si specifici, si dia maggior potere, maggior forza agli insegnamenti delle materie professionali all'interno del corso di laurea, che è un problema che riguarda sia se resta il triennio e sia se c'è il 5. Questi problemi sollevati sono uguali, non è che se resta triennio i problemi si risolvono e se restano il quinquennio. Se siamo riusciti a passare alla formazione dell'assistente sociale all'interno dell'università è perché abbiamo fatto una forte unità fra tutti quelli che sono i soggetti che rappresentano la professione oggi. Un unico punto che è importante: dobbiamo pensare che la questione della formazione del quinquennio è anche perché dà strumenti dal punto di vista professionale dell'assistente sociale rispetto a quello che è il riconoscimento contrattuale. Io ho fatto quella sindacalista. Le lauree triennali dal punto di vista degli inserimenti lavorativi valgono 0. Grazie. Quindi questo è un altro aspetto importante. Vai. Facciamo un altro intervento e poi la chiusura. Un altro e poi chiudiamo con le conclusioni. Qualche altra domanda? La collega. Sì, a me pareva interessante sottolineare come ciò che stabilisce il disegno di legge in tema di formazione universitaria non è esaustivo anche degli interessi che invece l'esercizio professionale vuole porre in campo. Mi spiego meglio. Il discorso sulle attività, sono d'accordo con la dottoressa Padoan, specifiche del servizio sociale più che esclusive, è secondo me fondamentale per la professione, proprio in termini di declaratoria, quando quotidianamente si vede non riconosciuto il proprio ambito professionale, non solo rispetto ai mass media oppure a quello che accade nella stampa o quello che comunemente la gente può pensare del nostro lavoro, ma anche in termini di operatività professionale e il riconoscimento che il nostro ruolo ha all'interno degli enti dove lavoriamo. Cioè l'assistente sociale non può fare qualsiasi cosa all'interno dei servizi dove lavora, ma è pagata e ha un mandato professionale che deve rispettare determinate aree di specificità. E la presenza, la declaratoria di questi contenuti professionali è fondamentale che siano scritti da qualche parte. Questo anche quando ci sono delle controversie sui luoghi di lavoro. Personalmente ho avuto un'esperienza in cui mi è stato difficilissimo trovare delle declaratorie rispetto al ruolo. Cioè in sede anche giurisdizionale all'assistente sociale vengono attribuite comunque una serie di competenze semplicemente perché lavora in un certo ente. Avere una legge che dichiara quali sono gli ambiti specifici di intervento è un avanzamento sicuramente per il riconoscimento della professione. Grazie. Direi un'osservazione volevo farla io in conclusione. Se ne è parlato, l'ha detto chiaramente la nostra Presidente Mordeglia, ma sento di sottolineare che l'importanza di un'elevazione del titolo proprio per bloccare quel problema che invece sta in questi giorni squalificando in questo periodo la professione. Non è più possibile permettere che ci sia un assistente sociale, come abbiamo detto stamattina, che possa accedere alla professione con solo 2 anni di formazione, di fatto facendo venir meno i presupposti, diciamo, di una formazione di base che costituiscono il sapere del servizio sociale e del professionista assistente sociale, quindi l'importanza di elevazione del titolo come ampiamente illustrato stamattina. Grazie Paola. Allora, ringrazio i nostri ospiti e naturalmente ringraziamo per quello che ci hanno detto, che faremo tesoro insomma di tutte le cose che abbiamo discusso. Chiedo alla Silvana Mordeglia di venire, anche al senatore. Ci stai? Senatore Dalla Zuanna, venga anche lei. E poi volevo anche Vittorio Zanon e la Miriam Totis, che così chiudiamo magari con... Grazie ancora.
Volevo solo ringraziare specialmente gli eroi che sono rimasti fino all'ultimo, perché veramente è stata un modo che io intendo, è quello che intendo io per fare politica, è questo, cioè veramente avere un interscambio profondo, ricco e sincero fra le persone che sono interessate a cambiare le cose. Non so questo poi cosa porterà in termini di percorso legislativo finale, però senza dubbio stiamo mettendo delle premesse perché le cose partano e vadano avanti col piede giusto. Ringrazio veramente tutti, in particolare ringrazio anche Massimo Castagnaro, con cui ho l'occasione di avere qualche serata a Romano ogni tanto. Noi eravamo colleghi presidi qua all'Università di Padova, quindi si conosceva da prima, delle due facoltà più piccole di Padova, che erano veterinaria e statistica, quindi c'erano questi interessi proprio anche di difenderci dai grandi colossi, che forse è un po' un problema che potete avere in certi casi anche voi. Va bene, quindi buon lavoro e buon lavoro insieme, anzi. Grazie senatore, grazie. Speriamo che i tempi, insomma, siano a noi favorevoli. Sì, dico una cosa, io solo, sì? Vittorio? A me preme solo risottolineare questa cosa qua, che tutto questo progetto, tutta l'idea di andare a riqualificare la professione non è un obiettivo che abbiamo per raggiungere chissà quale posizione, ma è a tutela della cittadinanza che usufruisce delle nostre prestazioni professionali. Ecco, Anch'io ringrazio per l'opportunità di questa mattinata, che è stata molto arricchente, penso, per tutti i profili e tutte le problematiche e anche i suggerimenti che sono stati espressi, per cui io penso che questo è un modo proprio per costruire insieme la professione, e quindi va valorizzato, va sottolineato, e quindi speriamo che in breve tempo riusciamo a dare quei contenuti di qualità che merita la nostra professione. Grazie. Grazie per la... non mi sono fatta passare la parola. Vabbè, dai. Allora, facciamo le cose in regola. E allora, per la chiusura do la parola a Silvana Mordeglia. Io personalmente vi ringrazio molto, perché insomma ritrovarmi nelle occasioni in cui incontro i colleghi del Veneto è veramente una cosa piacevole, che mi dà soddisfazione e mi dà forza per continuare il mio lavoro con il Consiglio nazionale. Grazie per la serietà del dibattito, che considero un'interlocuzione in itinere, per così dire, sia tra di noi sia rispetto all'Accademia. Come dire, è stato detto... 6 cose veloci, ma proprio aspetta. Allora, prima, quando si faceva riferimento nel corso della tavola rotonda al fatto che comunque ci sono degli ambiti di esercizio professionale dove comunque ce la caviamo, ecco, io quello che ci tengo a rimarcare, sull'onda anche dell'osservazione che ha fatto Zanon, è che proprio per i più fragili noi abbiamo il dovere di essere preparati al massimo, quindi è proprio per loro, insomma. L'interesse del CNOAS è avere dei professionisti che siano dei professionisti competenti. Non è una responsabilità, come dire, dell'università in parte questa, perché sappiamo bene come arrivano gli studenti dalle scuole superiori. Noi esercitiamo la professione. Sappiamo che cosa significa scrivere una relazione alla magistratura con le argomentazioni che sottendono tutto un lavoro. Per carità, siamo purtroppo in ampia compagnia. C'è stato tempo fa un concorso per magistrati che non ha avuto diciamo concorrenti che hanno proseguito perché nessuno era in grado di scrivere adeguatamente in italiano. Ecco, però voglio dire, è una situazione che ha necessità di competenze, quindi come dire, una prova d'accesso come quella a cui faceva riferimento Castagnaro,
quant'altro. Non è una questione, non è voler diventare una professione d'élite, perché è esattamente il contrario, cioè una professione che deve essere preparata per operare a tutti i livelli, ma proprio per questo deve essere ancora più competente. La questione 3+2, come dire, c'era un'influenza, io sono pessima nei paragoni, però come dire, non so, qualcuno ha avuto un'influenza che non si è voluto curare, che è diventata una meningite, no? Noi abbiamo bussato a tutte le porte per anni per questa benedetta possibilità di avere l'accesso non alla magistrale ma all'esame di Stato. Non si diceva neanche alla magistrale, si diceva all'esame di Stato con il triennio e il biennio. Nessuno ci ha sentito. Adesso però vi beccate la meningite, come dire. Allora a questo punto ci sono tutta una serie di questioni, ebbene è la volta di affrontarle, perché ci deve essere una svolta complessiva. Quindi voglio dire, ormai questa questione dell'accesso alla magistrale, all'esame di Stato non va più, cioè a questo punto siamo noi che cerchiamo di dire non la possiamo più affrontare così a spot. Allora affrontiamo tutte le questioni che riguardano la professione e questi disegni di legge, per chi ci ha ascoltato, rappresentano un po' questo. Questa questione del 3+2 perfetto, fatemeli conoscere i laureati all'estero che hanno il 3+2 così perfetto. Io sono presidente da anni della commissione per il riconoscimento dei titoli esteri. Allora, Gigi Gui è insieme a me. Allora, tutti quelli che fanno richiesta, non solo dai paesi europei ma da tutto il mondo, di norma fanno richiesta per l'accesso alla sezione A, perché si passa prima in una commissione ministeriale, poi si viene a sostenere l'esame, perché comunque difficilmente hanno una corrispondenza col nostro 3. Hanno dei percorsi di studio che minimo, io ho un'esperienza di teacher staff mobility con la Svezia, hanno un 3 più un pezzo, 4 anni quasi tutti i paesi dell'America del Sud, vabbè, e poi ci sono altri che sanno queste cose meglio di me. Quindi, ecco quello che voglio dire, ho detto questo per dire non nascondiamoci dietro le cose, no? Perché la realtà è, come dire, diversificata, e quindi sono d'accordo sulla questione dell'attenzione all'occupabilità, che però è un discorso molto ampio. Mi dispiace che non ci sia più il professor Castagnaro collegato, però senz'altro ci sarà modo, e mi scuso anche qui per l'irruenza, che però sottende, vi assicuro, da parte del Consiglio nazionale tutta la volontà di camminare insieme con l'Accademia per quanto riguarda la parte formativa e con tutti gli altri rispetto ai quali ci sono insomma, comunità di intenti rispetto ad altri percorsi, tutti compresi nel 6 e 60. Ancora grazie a tutti per questa occasione.